Torna a casa ancora una volta il Lascari Cefalù che ospita il Delia Gorgonia in una partita da non fallire per nessun motivo. La squadra affidata già da qualche giorno alla guida tecnica di Claudio Grimaudo cerca punti per rialzare la testa e soprattutto risalire la classifica. Il primo tentativo è però della formazione ospite con questa conclusione che si perde sopra la traversa. Dopo circa un quarto d'ora, al 22esimo minuto però, al primo affondo, il Lascari passa. Calcio d'angolo battuto dalla destra, il colpo di testa perfetto da parte di Sferruzza che batte l'estremo difensore ospite e soprattutto porta in vantaggio il Lascari Cefalù. Siamo al 22esimo minuto e soprattutto si sblocca il risultato al Santa Barbara di Cefalù. Veniamo però al 28esimo minuto, calcio di punizione per il Gorgonia Delia con questa conclusione bloccata senza alcun problema da fiducia sulla punizione di Terrana. Minuto 40 però, occasione gigante per il Lascari, qui la palla arriva in area di rigore, la conclusione di Di Peri, palla che si alza sopra la traversa e questa è l'ultima emozione del primo tempo che si conclude dopo 3 minuti di recupero sul punteggio di 1-0 per la squadra di Mister Grimaudo. E allora passiamo con le immagini alla ripresa e al primo tentativo proprio per i padroni di casa in tenuta nera. Calcio di punizione dopo un paio di giri di lancette sul pallone, come sempre Peppe Fazio. La conclusione è precisa, ma è ottimo però l'intervento del portiere del Gorgonia Delia. Poi minuto 71, la palla che spiove sui sviluppi di una palla inattiva, la conclusione di Gracci, parata da fiducia, ottimo intervento, ma il portiere della Lascari Cefalù si supererà 4 minuti dopo. Calcio di punizione ancora una volta di Gracci, gran tiro da parte del giocatore del Gorgonia Delia, gran volo del portiere dei cefaludesi che poi si perdono. Giarrana in ripartenza, Giarrana tu per tu con fiducia che ancora una volta straordinario, addirittura poi blocca in due tempi il pallone, forse l'occasione che dà la carica giusta. Lascari Cefalù che qui parte in contropiede con questo pallone giocato in profondità per Moscero che incrocia con il destro, bacia il palo interno, palla in fondo al sacco e il gol del 2-0 per il Lascari Cefalù. Esplode il pubblico del Santa Barbara che sente sempre più vicina la vittoria tra le mura amiche, vittoria che arriva dopo il triplice fischio. Il Lascari Cefalù batte il Gorgonia Delia con il punteggio di 2-0, si rilancia in classifica, prima vittoria tra le mura amiche per Claudio Grimaudo. Da Sportisit è tutto, alla prossima.